Mister Martinelli, un'altra partita durissima. Qualcuno in Serie A direbbe le partite non si riescono a chiudere. Sì, siamo bravi ad aprirle, ma non siamo bravi a chiudere. Era una partita difficile, classico testa-coda, in più in settimana hanno cambiato allenatore, quindi altre motivazioni per gli avversari che hanno giocato la loro partita e si sono impegnati al massimo. Creiamo, dobbiamo buttarla dentro, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Ci siamo resi conto anche stasera però che nonostante si parli della Serie D non ci sono avversari facili. La Serie D è uno dei campionati più difficili perché vai a trovare un po' un mix di giocatori di esperienza e inesperienza, quindi certe partite che sembrano sulla carta facili non sono del tutto abbordabili e altre partite invece si fa fatica a fare il risultato, la confusione e anche certi campi piccoli che non permettono di giocare, è un campionato difficile. Come si fa a tenere a freno dei ragazzi giovani che vogliono fare sempre di più? Più che a freno si può veicolarli, cioè portare il loro entusiasmo al risultato. Anzi è una cosa molto bella perché se c'è voglia di fare, c'è voglia di vincere, bisogna solo veicolare, cioè dare solo le linee guida giuste per interpretare al meglio quello che hanno il desiderio dei ragazzi.